Veneto 1 con voi, ben ritrovati sui 97.5 di Radio Veneto 1, sui nostri canali video e anche sui canali di Caffè TV24. Torniamo a parlare di cultura, torniamo a parlare di mostre d'arte, lo facciamo con la nostra ospite di oggi, Roberta Gubitosi. Buongiorno Roberta. Buongiorno Laura e tutti gli spettatori, appunto, gli ascoltatori di Radio Veneto 1. Ecco, allora Roberta è curatrice artistica delle mostre Ars in Tempore. Roberta, raccontaci di cosa si tratta per chi ancora non conoscesse il progetto in Tempore. Allora, Ars in Tempore, ricordo, deriva dal latino, vuol dire arte nel tempo, ed è un percorso di arte contemporanea nelle antiche abbazie tra Veneto, Friuli ed Umbria. È un progetto molto impegnativo che ha un carattere nazionale, è partito l'anno scorso, cioè ci lavoriamo da 2 anni, ma è partito l'anno scorso con la prima esposizione nell'abbazia di Monastier, 2019, abbazia Santa Maria di Perugni in Riva. Poi chiaramente c'è stato il periodo di chiusura e abbiamo ripreso e ricalendarizzato tutto proprio con agosto. Con agosto siamo ripartiti con la mostra di Gubbio, nel Museo Diocesano di Gubbio. Quindi è un percorso, ricordo, di arte contemporanea nei luoghi più antichi e significativi di vari territori. E abbiamo ripreso poi, dopo Gubbio c'è stata la mostra di Sesto a Reghena, che è ancora in essere, e proprio ieri doveva chiudersi nell'abbazia di Sesto, ma proprio a richiesta dell'amministrazione comunale ci hanno proprio chiesto proprio per l'affluenza anche di visitatori e per diluirla, ci hanno chiesto della proroga di 1 settimana. E Ottimo. quindi è ancora aperta fino al 25 ottobre. Ecco, Siamo vicini invece alla seconda edizione dell'abbazia, presso l'abbazia di Monastier. quindi grande successo, seconda edizione di questa Ars in Tempore che appunto ha lo scopo di valorizzare l'antico attraverso le opere d'arte contemporanea. Oltre a te come curatore c'è anche Tiziano Marchioni che tra l'altro è tra gli artisti selezionati, tra gli artisti che espongono in questa mostra. Vuoi dirci qualche nome di qualche artista coinvolto? Sì, allora volevo introdurre un po' meglio la seconda edizione a Monastier. Ricordo che è molto particolare ed è stata anche studiata per abbracciare un territorio più ampio, per creare una relazione maggiormente più stretta con le amministrazioni. L'abbazia di Santa Maria di Pero, proprietà Nini Riva, ricordo che in questo progetto diviene un polo culturale nel territorio. Sono stati coinvolti in modo stretto i comuni di Monastier certamente, ma ricordo il comune di San Biagio di Callalta e di Zenzon di Piave. Sono i comuni che maggiormente sostengono l'iniziativa e anche i comuni con i quali c'è una collaborazione anche per l'organizzazione di visite guidate, che saranno poi svolte sempre secondo appunto la normativa e rispettando anche le limitazioni dei decreti, però sono state già organizzate, calendarizzate. Ecco. Gli artisti provengono da regioni diverse, questo è importante anche a differenza della prima edizione dell'anno scorso. Sono artisti provenienti dal Veneto, certamente anche del Trevigiano, ma ricordo il Friuli, ricordo il Piemonte, la Lombardia, l'Umbria, e quindi si è allargato parecchio il bacino anche dell'interesse e delle selezioni degli artisti. Volevo ricordare i vari nomi, sono 30 e tutti nuovi rispetto all'altra edizione, quindi ricordiamoci che nel progetto totale siamo ormai a un'ottantina di artisti. Per questa seconda edizione di Monastier sono una trentina, partendo da Giuseppe Allegrucci, ricordo di Gubbio, ed è uno degli artisti che viene proprio dalla collaborazione con Gubbio, poi Michele Bassanese, Roberta Battaglia, Massimiliana Bettiol, Teresa Bonaventura, Cristina Bettante, Marinella Falcomer, Enrico Fattorello, Carolina Franza, Rossella Ghigliotti, Sergio Giromel, Claudio Laudani, Tiziano Marchioni, Andrea Massironi, Laura Mattiolo, Emanuela Mezzadri, Nadia Emma Migotto, Ilario Mutti, Roberto Pallestron, Marina Pantarotto, Valerio Pazzaia, Barbara Pellizzon, Enrico Rinaldi, Maurizio Rossetto, Bruna Sordi, Francesco Stefan, Bruno Zago, Annalisa Zanon, Anna Zennaro.
E quindi è anche una realtà molto variegata perché, come ricordo, abbracciamo tutti i media artistici, dalla pittura, chiaramente alla classica scultura, alle fotografia, qui sarà presente la fotografia, l'installazione contemporanea fino alla digital painting. Quindi rispetto all'edizione dell'anno scorso sono maggiormente coinvolti un po' tutti i media dell'arte contemporanea. Ecco, allora diamo dei riferimenti quando ci sarà il vernissage di questa mostra a Monastier? Allora, la mostra sarà inaugurata proprio, sabato 24 alle 17 presso l'abbazia di Santa Maria di Peroni in Riva. È uno spazio aperto, tendenzialmente ci sarà l'inaugurazione prevista all'aperto, nei porticati, e poi sarà contingentata l'entrata negli spazi espositivi. Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, l'esposizione si estende all'interno di diversi spazi dell'abbazia, quindi dalla sala consiliare, come l'anno scorso, ricordo sarà occupata una zona porticata, per poi giungere alle cantine. Ecco, anche le cantine saranno visitabili con molta attenzione, chiaramente, sono i luoghi da riscoprire, luoghi antichi da riscoprire, saranno visitati e all'interno troveremo, per esempio, le sculture di Maurizio Rossetti. Ecco, quindi che sarà un'occasione appunto per visitare questo luogo anche per chi vive a Treviso e ancora non lo conosce. E non ci saranno problemi di assembramento, in quanto appunto ci saranno esposizioni anche opere esposte anche all'aperto e comunque gli ingressi saranno contingentati. E che E altro dire? scusami, volevo dire che siamo anche per l'inaugurazione, c'è anche un po' c'è il sostegno e la partecipazione anche della Protezione Civile di San Biagio, quindi abbiamo cercato in un certo senso di seguire un po' tutto il protocollo. C'è un biglietto d'ingresso? No, l'entrata è libera e anche, devo dire, le visite guidate che organizzate durante il periodo della mostra, ricordo dal 24 ottobre all'8 novembre, quindi anche durante il periodo le visite organizzate dalle biblioteche dei 3 comuni, ricordo sono attive per l'organizzazione le biblioteche di San Biagio, di Calalta, di Monastier sicuramente, e di Isenson di Piave. Anche in quel caso non è previsto biglietto, però chiaramente c'è il numero limitato. Bene, allora Roberta, noi ti ringraziamo per essere stata con noi. Grazie a te Laura e a tutti gli ascoltatori di Radio Veneto 1. Arrivederci. Grazie anche a voi per averci seguito, sempre qui sui 97.5 di Radio Veneto 1, sui nostri social e sui canali di Caffè TV24. A presto.